alla seconda puntata di Noi Chiesa, la trasmissione voluta dagli uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi liguri e realizzata dagli strumenti di comunicazione sociale che vivono sul territorio della regione ecclesiastica ligure. Questa settimana iniziamo raccontandovi una storia, la storia di 10 parrocchie che si trovano nella zona del Gaviese. Gavi è un comune in provincia di Alessandria, ma fa parte dell'arcidiocesi di Genova. Qui da poco più di un anno sono arrivati due giovani sacerdoti, Don Alvise Leidi, che è il parroco di 10 parrocchie, e Don Andrea Carcasole, che è il viceparroco e insegna religione nella scuola media. In poco tempo i due giovani sacerdoti, che hanno 36 e 37 anni, grazie alla collaborazione di tante famiglie e al supporto prezioso dell'amministrazione comunale, sono riusciti a riaprire l'oratorio che ormai era chiuso da tempo e a pensare per questo spazio tante attività non solo per i giovani. Vediamo. Dopo 2 anni di chiusura, l'oratorio di Gavi riapre alle attività con un bel concorso di aiuto da parte di famiglie e di persone che hanno voluto contribuire per questa realizzazione, che in realtà diventa qualcosa che è un po' di tutti ed è stata documentata anche su YouTube dall'entusiasmo dei ragazzi. Don Andrea, allora vorremmo che ci raccontasse un po', lei è arrivato da un annetto lì nel Gaviese con il suo parroco, com'è andata, insomma. Che realtà avete trovato quando siete arrivati due sacerdoti giovani in queste 10 parrocchie al confine della nostra regione ecclesiastica, poi sostanzialmente? Sì, ecco, l'impatto iniziale venendo dalla città è stato un po' brusco perché noi eravamo abituati, sia io che Don Alvise, che è il parroco, ad avere tutte le attività concentrate in una sola parrocchia, in un'unica realtà cittadina, e ci siamo ritrovati qui ad avere 10 parrocchie con 10 realtà diverse, 10 tradizioni diverse e a dover così aiutare la gente anche a relazionarsi tra loro e a costruire qualcosa insieme, perché il futuro è un po' questo: 10 parrocchie che dovranno pian piano essere un'unica realtà. Ecco, quindi il primo impatto è stato un impatto, ripeto, un po' brusco, che così ha condizionato un po' i cambiamenti dei primi mesi che non sono stati sicuramente facili, dove abbiamo dovuto inserirci in realtà che da tanti anni vivevano in un certo modo, con delle tradizioni, un certo ritmo parrocchiale. Dopo un anno mi sento di dire che piano piano è proprio vero che ci vuole un anno per conoscere, per iniziare un po' a costruire e a fare qualche proposta a queste comunità. E finalmente ce l'abbiamo fatta dopo un anno, ripeto, e questo è una cosa che arricchisce sicuramente tutti, arricchisce noi e ha iniziato a far conoscere le varie comunità che tante volte lavoravano un po' per conto loro, in quanto parrocchia a sé. Abitando nell'entroterra, ovviamente le famiglie sono abituate a spostarsi. Gavi è un po' un polo attrattivo, diciamo, per tante attività, quindi da questo punto di vista gli spostamenti forse sono un po' meno faticosi. All'oratorio che situazione c'era? Che cosa avete trovato? Allora, aprendo l'oratorio maggio scorso abbiamo trovato una situazione di degrado. Beh, quello che ho detto anche nel discorso durante l'inaugurazione, che un luogo un po' dormiente, un luogo che portava anche i segni del Covid, un segni della chiusura di forzata di questi 2 anni. E quindi abbiamo trovato una situazione di degrado, ovviamente tenendo una struttura chiusa per 2 anni e essendo la struttura anche sotto il livello del manto stradale, perché sul retro della palazzina c'è una via che si chiama Via Monserito, che si trova però al di sopra della palazzina. La palazzina si trova infossata in questa strada, e quindi tutta la situazione di umidità che ci ha dovuto obbligatoriamente
portare a fare dei lavori importanti in tutta la struttura, perché per riaprirla è davvero, piangeva il cuore, appena l'abbiamo riaperta ci piangeva il cuore nel vedere un locale così bello, una zona così bella, chiusa per 2 anni, che portava questi segni così dolorosi di una chiusura obbligata. Poi si sono attivate anche le famiglie, insomma avete avuto l'aiuto di tutti fino all'inaugurazione che è avvenuta qualche giorno fa. Adesso che sogno avete per questo spazio? Che cosa succederà? Ecco, il sogno è un sogno, noi guardiamo in grande, l'entusiasmo è talmente grande che non possiamo non sognare guardando a questo luogo come un luogo centrale di aggregazione per tutti. La cosa che mi ha colpito quando sono arrivato in questa zona è la grande collaborazione con l'amministrazione comunale. Ecco, il sindaco che anche nel discorso ha sottolineato come lui stesso sia cresciuto da ragazzo in questo luogo, e quello è stato così un pensiero, una condivisione molto commovente che ha fatto il sindaco, dicendo che lui da ragazzino giocava in questo campetto e quindi gli affetti anche suoi sono lì. E ripeto, quindi una collaborazione molto importante che porterà, e questo l'ha detto il sindaco, quindi non dico nulla di sbagliato, l'amministrazione comunale a impegnarsi anche per riqualificare anche la parte esterna. Abbiamo partecipato a un bando attraverso proprio il comune per poter accedere a dei fondi che ci permetteranno di ricostruire tutta la parte esterna, quindi quella pavimentazione che adesso è un po' alti e bassi, ecco, verrà poi rimessa a nuovo. E questa è una cosa molto bella, ripeto, perché è una collaborazione non scontata. Il comune stesso lo vede come un centro importante per tutto il paese, e le attività che vogliamo organizzare quindi non sono soltanto a livello giovanili. Sì, l'abbiamo riaperto 3 giorni a settimana per i ragazzi, si faranno un po' di compiti, si gioca insieme, ma anche un'attività particolare per tutte le persone anziane, in un luogo che si chiama punto d'ascolto, si chiamava così e vogliamo mantenere anche il nome. Il punto d'ascolto è un luogo dove possono incontrarsi tutte queste persone anziane, poi la possibilità anche per i ragazzi delle superiori di incontrarsi lì, mangiare insieme, pregare, fare i compiti insieme, e anche i ragazzi delle medie, i ragazzi delle elementari. Ecco, che sia un luogo, vogliamo ridare questo luogo a Gavi, e non solo a Gavi, perché deve essere un centro, vogliamo che sia un centro per tutte le parrocchie della nostra zona, un punto di riferimento e di accoglienza per tutti quanti. Un'ultima cosa, Don Andrea, stupisce questo, no? Laddove nell'entroterra si dice bisogna fare qualcosa per mantenere le famiglie, sicuramente c'era un bisogno. Forse però mi viene da dire che oltre al bisogno c'era anche il desiderio, no? Cioè, quindi un terreno buono di fede vissuta, macinata, trasmessa dalle famiglie, su cui voi avete portato la freschezza, ovviamente, del vostro entusiasmo, ma anche la freschezza della fede, ecco. Certamente, abbiamo trovato un terreno buono che, come ci dicevamo col parroco appena siamo arrivati qua, è un terreno buono che va un po' smosso, va scosso per tirare su tutto il bello, la bellezza che si nasconde tante volte al di sotto, perché è nascosta dal tempo dove non si è vissuto così tanto le attività, gli incontri. Ecco, in questi anni ovviamente abbiamo avuto grande difficoltà portata anche dalla chiusura, e quindi le relazioni che sono venute un po' a mancare in questi ultimi anni, ma certamente il terreno è buono. Il nostro arcivescovo, l'arcivescovo padre Marco Tasca, più di una volta l'ha detto che questa zona, insieme a quella di Arenzano, per la diocesi di Genova, sono 2 zone dove ancora c'è tanta fede. Noi abbiamo in particolare anche 3 oratori qui a Gavi con le confraternite che ci tengono a mantenere le tradizioni, e una serie di attività che non sono semplice religiosità superficiale, ma che vuole essere l'occasione per pregare insieme, per incontrarsi, per ritirare fuori tutto il bello che è quello della fede. Noi semplicemente, forse per la nostra giovane età, ecco, come diceva lei, possiamo dare più forza rispetto a chi magari è un po' più in là con l'età, ma sicuramente qui noi ci inseriamo in una realtà che già esiste, che è bella e che sicuramente potrà ritornare e fiorire sempre più.
Domenica 16 ottobre alle 10:30 nella comunità savonese Santo Spirito e Concezione in Zinola, Don Luis Becerra farà il suo ingresso in qualità di viceparroco in attesa di ottenere la cittadinanza italiana. Lascerà dunque il medesimo incarico nel territorio di Cogoleto, dove attualmente è in aiuto a Don Antonio Ferri. Alle 15 nella chiesa Santissima Trinità Don Bijou John farà l'ingresso come parroco nell'omonima comunità del quartiere Chiavella a Savona, di Sant'Anna in Cadibona a Quigliano e San Giacomo Apostolo in Montemoro a Savona. Lascerà dunque Santo Spirito e Concezione, di cui ora è responsabile. Alla Trinità subentrerà Don Giuseppe Noverasco, che resterà guida pastorale di Sant'Ambrogio Vescovo in Leggino a Savona. Sabato 22 ottobre Don John farà l'ingresso alle 15 a Montemoro con la liturgia della parola e alle 16 a Cadibona con la messa. Restiamo a Savona, il vescovo Gero Marino ha ordinato presbitero il diacono Giuseppe Marino. C'era un po' di Sicilia nella cattedrale di Nostra Signora Assunta a Savona per l'ordinazione presbiterale del diacono Giuseppe Marino. Nato il 26 marzo del 1973 a Palermo, Don Marino ha vissuto diverse esperienze professionali nel settore alberghiero prima di compiere la scelta religiosa, che lo ha portato per alcuni anni nel monastero benedettino di Camogli e poi nel seminario vescovile. C'erano i genitori di Don Marino, gli amici e chi lo ha accompagnato nel percorso formativo. Nell'omelia proposta durante la celebrazione, il vescovo Monsignor Marino ha ricordato le parole del cardinale Cè: fatti prete per Gesù, non per la Chiesa. Anche tu, Giuseppe, ha aggiunto, fatti prete per donare la vita a Gesù, perché la salvezza, ha spiegato il vescovo, è diventata per noi uomini occidentali del terzo millennio una parola quasi incomprensibile. La vera salvezza è essere raggiunti dall'amore, un amore grande che fa fiorire il desiderio di bene. Perché il presbiterato non diventi un attivismo infecondo, è però necessario non solo ricordarsi di Gesù, ma tornare a Lui, secondo quella grazia del ministero che è assumere la forma di Cristo, conformi a Lui diventando se stessi. Tornare a Gesù dunque, e quindi tornare al presbiterio, lasciando alimentare quella fede che per Don Giuseppe è maturata nel tempo della preghiera, dello studio e della formazione, e ha bisogno di riconoscere i confratelli, magari diversissimi fra loro, perché senza questo, ha spiegato ancora Monsignor Marino, il sacerdozio diventa una gabbia, uno spazio funzionale e organizzativo. Nel suo saluto ai presenti prima della benedizione di congedo, Don Giuseppe Marino ha voluto rendere lode al Signore che mi ha chiamato al sacerdozio, ha detto, senza che io avessi alcun merito. A 49 anni, ha aggiunto, vivo il momento più bello della mia esistenza. Don Marino presiederà le sue prime messe il 22 ottobre alle 18 in Santa Maria della Neve nel quartiere Fornaci e il 23 ottobre alle 11:30 in San Paolo. Dal 30 ottobre il suo primo incarico sarà viceparroco delle comunità di Santa Maria Maggiore a Cogoleto, Sant'Ermete nella frazione Sciarborasca e San Bernardo a Lerca, in affiancamento al parroco Don Antonio Ferri. Andiamo nella diocesi di Ventimiglia a Sanremo, dove sabato 22 ottobre nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia alle 10 saranno ordinati presbiteri Don Ernesto Alberti, Don Giorgio Bigazzi e Don Gabriele Bodda. Andrea Centurioni sarà ordinato diacono. Nella stessa chiesa, la sera precedente, venerdì 21 ottobre, alle 20:45, si terrà la veglia missionaria diocesana. A Genova, nella parrocchia di Maria Madre del Buon Consiglio a Pra, domenica 16 ottobre alle 16, verrà ordinato diacono Davide Pone. La celebrazione sarà presieduta da padre Marco Tasca e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del cittadino e al canale 85 di Telepace. Anche nella diocesi di Chiavari sta iniziando la seconda fase del cammino sinodale, incentrata su un ascolto profondo e allargato a tutta la comunità locale attraverso il metodo dei cantieri di Betania. Approfondiamo insieme di che cosa si tratta. Il cammino sinodale delle chiese in Italia vive nell'anno pastorale 2022-2023 il secondo anno della fase narrativa, dedicato ancora all'ascolto del popolo di Dio che prosegue ampliandosi e approfondendosi. Ci viene chiesto di ascoltare ancora, banalmente questo è quanto vogliamo fare ancora per questo anno.
c'è stata la fase della narrazione, quindi della voglia di ascoltare i racconti di tutti. E, dopo una prima raccolta di quanto è stato emerso da tutte le diocesi italiane, la Commissione nazionale ha deciso di rinvestire ancora una volta su questo ascolto per imparare, ascolto per costruire insieme una Chiesa più evangelica, più profonda, sempre più, non che non lo fosse. L'obiettivo rimane quello di avviare una nuova esperienza di Chiesa, così come indicato nel Vademecum preparato dalla CEI, partendo non da zero, ma dall'esperienza delle equip sinodali, dalle sintesi del primo anno, dal metodo di conversazione spirituale in piccoli gruppi disseminati sul territorio, in un intreccio fecondo con la pastorale ordinaria. Il coinvolgimento avviene attraverso i cantieri di Betania, attraverso cioè 3 filoni di ascolto: la strada e il villaggio, l'ospitalità e la casa, le diaconie e la formazione spirituale, oltre alla possibilità di attivare un quarto tavolo specifico per ogni diocesi incarnato nella realtà locale. Cantieri, perché cantiere è qualcosa che è in costruzione, non del tutto definito, che si dà il tempo per crescere, per modificare anche il progetto. Quindi cantiere vuole proprio essere qualcosa che non ha un'idea di sporadico, di eccezionale, ma che costruisce insieme qualche cosa col tempo, con la pazienza, con l'intelligenza e l'esperienza. Betania, perché da quello che è emerso lo scorso anno, tanti sono stati riferimenti al servire, allo stare in casa bene, allo stare insieme con una certa fraternità. Quindi Betania è stato il quadro evangelico che maggiormente ha ispirato la raccolta dello scorso anno e il desiderio del prossimo cammino. 3 i cantieri, sono stati declinati in 3 diversi ambiti. Sì, i cantieri hanno poi delle specificità che si possono tenere in considerazione, ma liberamente ciascuna realtà può veramente scegliere di continuare come crede ad ascoltare. Però in particolare noi abbiamo declinato l'invito un po' che è venuto dal Centro Nazionale e i cantieri sono stati suddivisi così: il cantiere della strada e del villaggio, che vuole essere quello che invita maggiormente a interrogare le realtà che difficilmente prendiamo in considerazione normalmente, quelle realtà che qualche volta definiamo come distanti, lontane, che ci possono dire qualcosa di vero, di nuovo, anche di scomodo, per poter capire meglio chi siamo e chi vogliamo essere. Un secondo cantiere è stato definito il cantiere dell'ospitalità e della casa, perché da quanto si è ascoltato lo scorso anno il desiderio è proprio quello di diventare delle comunità ospitali, delle comunità che sanno creare casa con le loro relazioni, ed è un po' l'invito a dare priorità alle cose che creano relazioni, non tanto alle strutture, a quegli impegni che qualche volta anche come parrocchie, anche per i parroci, diventano più soffocanti e che bisogna mantenere in piedi per tradizione, ma non dicono più nulla o dicono forse poco alle nostre persone, alle persone a cui vogliamo bene. Il terzo cantiere è quello della formazione spirituale e viene indicato della diaconia, che vuol dire tutto quello che ci chiede di spenderci in un servizio. È stato messo insieme perché ascolto e servizio sono un'unica realtà. E questo ci chiede una ricerca per capire oggi cosa vuol dire nutrire la nostra interiorità, diventare persone profondamente spirituali e quindi capaci di servire. Non il servizio da una parte e i riti dall'altra, ma una vita evangelica che ci spinge a servire l'uomo e a volergli bene. Questi sono i 3 campi di ricerca dove liberamente ciascuno e ciascuna comunità
può cercare di lavorarci, costruire, impegnarsi e sperimentare. Il cammino del Sinodo intende coinvolgere dunque tutti, generando occasioni di incontro al di fuori della comunità. La scelta del cantiere da prediligere andrà interpretata alla luce di un profondo discernimento dell'esperienza vissuta, il che porterà nel lavoro successivo a delimitare gli ambiti di riferimento, approfondendo ciascun tema e immaginando alcuni passi concreti, scegliendo insomma. È importante dirci che tutto ciò non deve avere una fine, questo deve diventare uno stile della nostra Chiesa, quindi tutto l'anno lo avremo per poterci dare degli impegni un po' precisi, un po' prioritari, ma è bello ricordarci proprio che questo vorrà essere parallelamente alle programmazioni di ciascuna realtà, di ciascuna parrocchia o gli ambiti. Davvero questa fase non finisce. Poi tecnicamente nel programma del Sinodo c'è tutto questo anno pastorale per poterci lavorare. Andiamo nella diocesi di Tortona, dove nel mese di ottobre si svolgono i pellegrinaggi vocazionali, con la preghiera per le vocazioni in 4 luoghi di culto mariani sparsi per il territorio della diocesi. Il primo appuntamento si è svolto a Novi Ligure. Sono iniziati lo scorso sabato i pellegrinaggi vocazionali della diocesi di Tortona, un momento in cui la diocesi intera si mette in ginocchio in luoghi di culto significativi dedicati a Maria per implorare il dono delle vocazioni religiose. In tutto si tratta di 4 appuntamenti al sabato mattina. Il primo si è tenuto lo scorso sabato 8 ottobre a Novi Ligure, ai piedi della Madonna Lagrimosa, protettrice della città di Novi Ligure. Qui, nella chiesa collegiata, è custodita l'immagine quattrocentesca in legno d'ulivo, scolpita e dipinta nello stile tipico dell'arte bizantina. Il percorso dei pellegrinaggi vocazionali è stato fortemente voluto dal vescovo Monsignor Guido Marini. Lui stesso lo ha annunciato nel giorno del suo ingresso in diocesi. Il presule infatti desidera che sia il Signore ad illuminare il cammino dei fedeli della Chiesa tortonese operando con il suo amore infinito. Lasciamo invece che Egli possa risplendere in noi con tutta la sua bellezza che attrae davvero. Facciamo spazio perché Egli possa operare con tutta la potenza del suo amore che affascina davvero. Mettiamoci da parte perché Egli possa essere il protagonista vero di ogni passo del nostro cammino. Non si tratta dell'unico momento in cui la diocesi di Tortona prega per implorare il dono delle vocazioni. Quotidianamente, infatti, in cattedrale i fedeli si ritrovano per pregare davanti a Gesù Eucaristia esposto per l'adorazione tutte le mattine. Chiesa che vivi in Tortona, vivi nella gioia serena della tua piccolezza e della tua debolezza. Resta serena come bambina che si abbandona fiduciosa nelle braccia del Padre. Custodisci con cura il primato di Dio, con la preghiera intensa e continua, con l'adorazione ininterrotta e fedele. Al giovedì, inoltre, l'adorazione termina con la Santa Messa celebrata da Monsignor Marini alla sera per permettere anche a chi lavora di pregare il Signore per il dono delle vocazioni. Ora andiamo nella diocesi della Spezia, a Cassego, una giornata di festa per ricordare i 50 anni dall'apertura della Casa Diocesana, dove tantissimi gruppi hanno svolto e svolgono i loro campi estivi e che in questi anni ha ospitato molti momenti di formazione e di spiritualità. Ora, per questa struttura che è tanto cara alle persone che vivono nelle comunità non solo della diocesi di La Spezia ma anche della diocesi di Chiavari, si aprono nuove necessità, come ad esempio quella di rifare il tetto. Ma vediamo insieme le immagini e le interviste realizzate da Tele Liguria Sud in questa giornata di festa.
Non è stato un anniversario per ricordare il passato, ma un momento di festa per festeggiare 50 anni di vita di tutte quelle persone che sono passate dalla casa di Cassegro. 50 anni da quando la colonia, realizzata da Don Pio Borzone, iniziò ad ospitare le attività estive della pastorale giovanile, riorganizzata alla luce delle indicazioni del Concilio Vaticano II. Un luogo che nel tempo è cresciuto al servizio della diocesi, delle associazioni e delle parrocchie. Oggi ci siete voi qui, vi vedo, gioisco, vi vedo bambini, vi vedo ragazzi che qui hanno scoperto qualcosa di bello, non per merito nostro così, ma proprio per la presenza di Gesù che si è creata proprio in questa comunità unita, fraterna. È stata una scuola questa. E ci siamo da tante parrocchie, di varie fasce di età così, ma io non sento che siamo solo noi, c'è la comunità del cielo in festa con noi. Cassegro da sempre è stata la casa di tutti e in particolar modo ha aperto le sue porte alle persone più deboli. Abbiamo cominciato subito con una decina di persone quell'anno lì, era il seme proprio del gruppo Padre Alfonso. Si chiama Padre Alfonso perché poi si è unito tutto il gruppo di Lourdes e che faceva capo a Mazzetta ed era guidato lì dal gruppo, dal Padre Alfonso. Quindi era mancato il Padre Alfonso, abbiamo voluto dedicare a lui tutto questo gruppo. Adesso dobbiamo proprio tenerlo come un tesoro. Io l'ho sempre tenuto proprio come un dono di Dio. Ecco, questo gruppo di ragazzi più in difficoltà. Ecco. E mi hanno sempre dato tanta gioia, mai fastidi. Ecco, tanta gioia mi ha ricevuto da loro sempre. E dobbiamo proprio raccogliere anche questo invito ad aprire il cuore ai più deboli. Cassegro, una realtà che ha saputo integrarsi anche con il territorio. Oggi è un grande giorno di festa per tutti noi, per Cassegro, ma soprattutto anche per Varese Ligure, perché se andiamo a Spezia, Varese e Cassegro sono conosciuti per la casa di Cassegro. Migliaia di persone, migliaia di ragazzi sono passati di qua. La presenza di molti giovani, famiglie e bambini sono un segnale di futuro. Negli anni Cassegro si è ampliato con nuovi spazi dedicati alla preghiera e all'accoglienza. Abbiamo la casa centrale qui che può contenere 99 persone. C'è sopra il villaggio San Caprasio che contiene una sessantina di persone, in genere viene utilizzato così da gruppi particolari per esperienze proprie, ecco, così come a volte scout, a volte ragazzi che vengono da altre diocesi, oppure anche qualche parrocchia delle nostre che vuol vivere un'esperienza. E da Don Paolo una richiesta d'aiuto per poter realizzare alcune opere di ristrutturazione fondamentali per fare in modo che questa esperienza possa essere ancora attiva per molti anni ancora. Noi adesso qui abbiamo lanciato un'idea in occasione di questa festa, cioè espresso la necessità e il desiderio di rifare il tetto della casa, renderlo più adatto e così confacente, ecco. Però sarà una spesa di circa 200.000 euro. Noi pensiamo che questa volta possa esserci un aiuto forse da qualche parte, sì, ma anche tante piccole gocce degli amici che sono passati da Cassegro, ecco, che sentono questa come la loro casa, la nostra casa, che collaborino tutti così a questa realizzazione. Nella diocesi di Imperia-Albenga inizia il percorso 2022-2023 di formazione per i catechisti. In particolare il tema che sarà approfondito è quello della cura delle relazioni. Si parte sabato 15 ottobre con una giornata di spiritualità guidata dal vescovo Guglielmo Borghetti. L'appuntamento è in seminario ad Albenga con inizio alle 10.
A Genova è stato presentato Pastori dentro, il libro che ripercorre il secondo quinquennio di presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del Cardinale Angelo Bagnasco, proponendo attraverso la raccolta delle prolusioni alle assemblee generali una lettura sociale e antropologica dell'oggi. La registrazione integrale dell'incontro verrà trasmessa domenica 16 ottobre alle 21:40 su Telepace 1 al canale 12. Vediamo insieme il servizio. Pastori dentro raccoglie le prolusioni alle assemblee della Conferenza Episcopale Italiana che il Cardinale Bagnasco ha pronunciato fra il 2012 ed il 2017, nel suo secondo mandato alla presidenza della CEI. Edito da San Paolo, curato da Don Samuele Pinna e Don Massimiliano Sabadini, il volume è ordinato in 16 nuclei tematici, con una prefazione di Papa Francesco che suggerisce la profonda attualità delle considerazioni proposte, sulla scorta di una prospettiva sociale che ha caratterizzato la Chiesa genovese negli ultimi decenni e che quindi ha dato in qualche modo forma e prospettiva anche alla lettura dell'oggi, proposta nel volume. Pensare alla gente. Non possiamo non pensare anche al nostro amato paese. A noi pastori sta a cuore non una formula specifica, ma i principi che devono ispirare la vita politica e, più in generale, il vivere sociale. Ecco, questo afflato sociale mi sembra che sia il vero filo rosso che unisce da Giuseppe Siri in poi tutti gli arcivescovi di Genova in questa attenzione alla vita non soltanto politica, alla pulizia morale, ma l'attenzione sociale di cui la nostra città è pervasa. Sono parole ancora molto molto attuali, che non si sono perse, anzi forse è anche provvidenziale questo libro perché ci vengono ripresentate alcune riflessioni che magari non riusciamo più a svolgere in maniera così pacata, così distesa e anche così profonda. Quindi questo è il primo aspetto, secondo me, della bellezza di questo libro, che è molto attuale. Chi lo leggerà scoprirà delle cose che ancora ci fanno riflettere in maniera profonda. Il secondo passaggio è che è un libro per tutti. Quando uno sente sono le prolusioni del Presidente della CEI dirà cosa di Chiesa, per quelli di Chiesa, cose loro, hanno più o meno un interesse, però non prendono tutti. Invece questo libro, e anche nella costruzione abbiamo voluto far emergere questo, e anche le parole del Papa lo confermano, è un libro per tutti, non è per i preti o per i vescovi, è un libro per tutti, perché è la visione certamente di un pastore che però sa bene cosa stanno vivendo, diciamo tra virgolette, le pecore, possiamo allargare non solo i cristiani, ma il mondo in cui viviamo. Il quinquennio 2012-2017 ha assistito a diverse trasformazioni sociali e culturali che non sono concluse, ma hanno generato riflessi e condizionamenti anche nell'oggi. Soprattutto è la lettura suggerita a livello antropologico e dunque molto più pervasivo. Riconsiderando gli scritti, ho visto che, pur collocati in momenti storici diversi e precisi, evidenziano delle tematiche che sono diventate, come già allora si rilevava, sfide ancora più grandi e dilatate nello scenario globale. Ben oltre l'Italia, ben oltre l'Europa, l'Occidente. A cominciare da quella mutazione antropologica in atto che il Papa richiama nella sua prefazione. Questo inquinamento culturale che mira a mutare l'identità umana e con essa il modo di vivere e di fare società è sempre stata oggetto primario di attenzione, quasi un filo conduttore, purtroppo, devo dire, ritenendolo il problema assolutamente più grave del mondo contemporaneo. Questo è il problema più grande in mezzo ai grandi problemi del mondo contemporaneo.
Un problema, una sfida gravissima, tanto più perché si svolge al di sopra delle nostre teste in modo a volte invisibile, spesso invisibile, e quindi poco presente alla coscienza critica, molto oggi mancante, molto debole dell'uomo contemporaneo. Ecco la grazia che non deve cogliere noi come pastori assonnati, stanchi, inerti o scoraggiati. Sì, è l'ora del risveglio della coscienza, il risveglio dell'anima. Nella diocesi di Albenga Imperia, venerdì 21 ottobre alle 21 nella chiesa di San Giovanni Battista ad Alassio, il vescovo Guglielmo Borghetti presiederà l'adorazione eucaristica missionaria in preparazione alla giornata missionaria mondiale. Nella diocesi di Savona, sabato 15 ottobre alle 21, nella chiesina dell'oratorio salesiano Don Bosco, in via Capitano Gazzolo, si terrà un'adorazione eucaristica con l'animazione a cura di Rinnovamento nello Spirito Santo. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con la trasmissione dedicata alla vita delle diocesi della Liguria. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.